Presidente Setti, buonasera. Eccolo Press. qua, buonasera. Verona, c'è solo un Grecia Verona. Hellas. Grecia Verona. Ha un po' bevuto qualche Ramazzotti anche, mi sa. No, sì, no, O allora- l'amaro Borghetti, No, perché c'è ancora? l'abbiamo vista allo stadio. Lo so, Giusto? però poi sapevo... Senta, ma chi guidava? Con cosa c'è andato allo stadio? Tra Con l'altro? Garelli 3 barzette, no? però Sì. allora sapevo di essere collegato con voi. Allora cosa ho fatto? Mi sono fermato, ho mangiato un panino onto, no? Un panino quelli unti lì dal baldacchino, Sì. e tutti i tifosi, dai presidente, beviti una birra qua, Sì. il primo giro lo pago io. Ah, sì. E allora è giù finita. Poi ho lasciato lì il Garelli 3 barzette, Sì. Sì. ho chiamato il taxi ed eccomi qua. Ah, ok. Meno male Allora, che ha chiamato. Grecia, Sì, Bravo. abbiamo capito. C'è solo Ha fatto parecchi Grecia. giri il Presidente. Senta, beh, allora è contento naturalmente di questa vittoria. Fischi, sì, guarda, stasera, guarda, Sì. stasera abbiamo dimostrato che siamo una squadra tosta. Sì, Vero. certo, Veramente certo. una squadra tosta che sa soffrire, Sì. e però sa anche costruire, perché beh, insomma, vero. insomma, loro ci hanno avuto qualche occasione, per carità, Certo, a noi certo. il palo ci ha graziato, Sì. e Pinamonti lì si è mangiato il gol con grosso come una casa, però loro dovevano ringraziare il Gunter. E probabilmente lui il panino onto e la birra ce li ha fatti prima entrare in campo, però insomma dai, ha fatto comunque anche lui una partita maiuscola, vanno veramente elogiati tutti quanti, soprattutto il nostro Igor Tudor. Certo. Igor, gol di Tamese, il presidente Setti si è acceso il sigaro con le 500 euro, dice Thomas. Sì, no, non erano ovviamente 500 euro, anche perché ci vuole anche un po' di rispetto per i soldi. Bravo, Diciamo così. bravo. Qua c'è gente che non arriva neanche a fine mese. Bravissimo. Erano 200. Sì, era una banconota da 180. Andrea chiede, Mister Setti, ma come si chiama la bella stroppa bionda con cui viene accompagnato in giro? Mistero, mistero, parafrasando una vecchia canzone di Alvaro Vitali. No, Enrico Ruggeri era! Sono sbagliato. Era Enrico Era un Ruggeri. fan di Alvaro Vitali. Sì, Chi è che non è stato un fan più che di Alvaro Vitali? Sì. E Alvaro Vitali era una garanzia che quando c'era lui, un film con Alvaro Vitali automaticamente c'era Patacca. Esatto, esattamente, sapevo che andava lì. Chi è che non ha mai voluto essere Alvaro Vitali che faceva la burba sottomilitare e la sì. dottoressa era le Devige? In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.